Ciao, sono Samantha. Qualche anno fa a Villa Puricelli abbiamo ragionato sull'importanza del patrimonio di piccole e grandi storie che apparteneva a ciascuno dei nostri anziani, degli anziani ospiti di questa struttura divisa tra casa albergo e residenza sanitaria assistenziale che si trova a Bodio Lomnago. Insieme all'equipe di animazione, ai volontari, ai colleghi, ai parenti abbiamo raccolto circa un'ottantina di storie e sono state inserite nel loro contesto storico, culturale, di tradizioni e di vita di persone. Oggi, grazie agli attuali mezzi, possiamo superare la tradizione del libro parlato e possiamo far sì che questo libro non sia solo ascoltato, ma sia anche arricchito da immagini, immagini che ci consentono di rivivere pienamente l'epoca dei nostri anziani, un'epoca ormai lontana per la maggior parte di tutti noi. Lo scopo ultimo di questo libro è lasciare un patrimonio ai giovani, un patrimonio che non merita di essere perduto e tantomeno dimenticato. Noi nel redigere questo libro ci siamo entusiasmati e ci siamo emozionati molto. Siamo sicuri che la stessa emozione la proverete voi nell'ascoltare queste storie. Antonino, in questo lungo ricorda, ci rammenta come la vita sia spesso imprevedibile e determinata da eventi improvvisi che non dipendono da noi. Durante l'ultima guerra mondiale, Antonino sta lavorando tranquillo nei campi in una bella giornata di sole, quando appare all'improvviso una pattuglia tedesca alla ricerca di uomini. Inizia allora la fuga, mentre i tedeschi inzagliano i cani e sparano per intimorire senza tanti complimenti. Antonino sfugge alla cattura senza nemmeno rendersi bene conto del motivo, spinto dallo spirito di sopravvivenza, alla totale mercé di un volere divino che lo sovrasta e sul quale nulla può. Non resta quindi che affidarsi a questo volere superiore, ripetendo le parole della Bibbia. O Padre, tu hai predisposto una strada anche nel mare, un sentiero sicuro anche fra le onde. Che contraddizioni ricordi di guerra. Gioia per la fortuna avuta di poter raccontare quanto accaduto, ma dispiacere per tutti i morti, eroi ignoti. In provincia di Treviso erano continui i rastrellamenti da parte dei soldati tedeschi e dei fascisti. Una mattina del giugno 1944 la gente del luogo si preparava alle fatiche quotidiane nei campi, mentre chi si nascondeva si preoccupava di ricercare un nuovo e più sicuro rifugio. Tutto era apparentemente tranquillo, la vita riprendeva come ogni giorno, con tutti i suoi perché da svelare. Quando fulminea, una pattuglia armata tedesca si appostò in cima alla collina. Rapaci avvoltoi in attesa di piombare sulla loro preda. La signora presso la quale ero ospite se ne accorse e gridò: «Antonio, Antonio, ci sono i tedeschi!» Un confuso accavallarsi di sensazioni e di paure invasero la mia mente, bloccando tutto il mio corpo. Ma lo spirito di sopravvivenza scattò in mio aiuto e mi misi a correre attraverso i filari di viti fino a raggiungere un canneto ove rimasi acquattato come un uccello fino a sera. Ai lati del pianoro correvo una stradiciola dove riuscivo a sentire gli stivali dei militari sbattere sulla terra insieme all'abbaiare dei loro cani. Il loro vociare mi gelava il sangue e ad ogni sparo che sentivo chiudevo gli occhi. Quella pallottola non era stata per me. Non avvertivo fame e la posizione scomoda non dava dolore. Ero come sospeso in attesa che il verdetto dal cielo calasse su di me.
momenti indimenticabili, forgiati nella mia carne, che mi hanno fatto comprendere quanto sia forte nell'essere umano lo spirito di sopravvivenza e che possiamo tenerlo stretto con tutta la nostra volontà, ma solo in funzione di un volere al di sopra di noi, il quale decreterà l'ultima parola che non ci è dato conoscere prima del tempo. Una divina provvidenza che viene in nostro aiuto, ci salva o ci chiama a sé, senza saperlo. Non possiamo sapere ciò che ancora non conosciamo. La vita va vissuta istante per istante, fino in fondo con gioie e con dolori. Diversamente non potremmo riascoltare nel nostro cuore tutte le emozioni che in ogni istante ci rivelano i tesori di cui l'esistenza è pregna. Ecco, con questo frammento di vita ho voluto dare voce a chi voce non l'ha potuta avere. Quello di Palmira è un ricordo di poche righe, ma ogni parola è un vero inno alla vita. Cos'è la felicità? Sapere amare, perché tutto l'amore che si dona lo si riceve di ritorno in maniera ancora maggiore. E ancora, l'amore non basta mai, non ci si deve stancare mai di amare. E questa la vera felicità. Sono felicissima. Nella vita ho molto amato e per questo ho ricevuto tanto amore e ancora ne ho da dare. Penso che se sai amare ti puoi reputare una persona fortunata. Fino a non molti anni fa, la donna che non si sposava o per scelta o per necessità o per i casi della vita, veniva indicata con il termine dispregiativo di zitella. Fortunatamente i tempi sono cambiati anche molto. Oggi la donna ha conquistato, non senza fatica, il diritto a scegliersi la propria vita, anche di rimanere sola. Lo status di donna non sposata è indicato oggi con la voce inglese single. La donna single lo è per scelta e sta bene con se stessa. Una volta era però raro che una signorina potesse decidere di avere una propria vita indipendente non accasandosi. Fortunatamente i tempi sono molto cambiati e in meglio. Facevo l'insegnante elementare e ho sempre cercato di promuovere tutti i miei alunni. Ho avuto molti spasimanti, ma nessuno mi andava a genio e allora ho pensato, meglio sola che male accompagnata. In compenso ho viaggiato molto, Africa, America, Australia. In India ho conosciuto Madre Teresa di Calcutta, che mi ha incoraggiato a comportarmi bene. Ho provato l'emozione più forte a Gerusalemme, dove ho pregato tanto davanti ad una piccola statua di Gesù. Ho scritto tante poesie che esprimono i miei sentimenti più profondi.